Salve, sono Loris Palmerini, il mio sito è indicato in basso www.palmerini.net. In questo video vedremo come il debito pubblico italiano è arrivato a essere 2100 miliardi di euro ed è stato creato, come scritto sopra, dai partiti e dalle banche. Questo è un video sperimentale per cui noterete qualche problema. Il debito pubblico è una questione che ci sta condizionando. Da dove arriva questo debito pubblico? Come è stato creato? Quando lo Stato italiano ha bisogno di prendere in prestito del denaro, comincia con creare dei titoli di debito, fra cui i BTP e altri titoli che va a collocare nel mercato, pagando quindi degli interessi, quindi i noti BOT e altri strumenti che potete approfondire. Collocandoli sul mercato, di fatto questi titoli vengono comprati dalle banche private, quindi le banche prendono e da questo nasce lo spread, che è il differenziale. Di fatto lo Stato ha pagato negli anni una media di 5%, oggi forse qualcosina meno, da febbraio, quando la mia denuncia ha cominciato a circolare. Quindi la banca prende i titoli di Stato e dà allo Stato del denaro contante. In realtà sono tutti numeri che circolano al computer. La domanda diventa: come fa la banca a finanziare lo Stato per le enormi somme di cui ha bisogno? Le banche fanno parte del sistema europeo. La banca centrale dell'Europa è la BCE, presieduta da Mario Draghi, la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea non ha dei forzieri d'oro, ma semplicemente crea l'euro, una moneta una banconota che in realtà è protetta dal copyright. Quindi la banca privata va ad attingere e a prendere gli euro dalla Banca Centrale Europea, che naturalmente vorrà anche lei un tasso di interesse, e questo tasso di interesse è chiamato il tasso ufficiale di sconto. È un dato noto. Attualmente la Banca Centrale Europea presta il denaro facendo pagare lo 0,25% e vedete che è una percentuale molto bassa. È vero che la Banca Centrale Europea chiede delle garanzie, ma queste garanzie sono proprio quegli stessi titoli di Stato che la banca privata aveva già in passato. Allora perché lo Stato italiano non va a prendersi il denaro direttamente dalla Banca Centrale Europea? Purtroppo questo non è permesso dai trattati sull'Unione Europea, dal Trattato di Lisbona. Non è concesso che lo Stato possa attingere a questi fondi direttamente. Tuttavia lo stesso trattato, ed è questa la scoperta che io ho fatto nel 2012 e l'ho denunciato pubblicamente, l'articolo 123 del Trattato sull'Unione Europea, al comma 2, prevede che lo Stato membro come l'Italia possa avere delle banche di proprietà, per esempio la Cassa Depositi e Prestiti o le poste oppure delle banche apposta costituite, e tramite questa banca di proprietà dello Stato possa accedere alle aste alle stesse condizioni delle banche private, cioè alle aste della Banca Centrale Europea, quindi potendo in questa maniera prendere il denaro in prestito allo 0,25%, esattamente come fanno le banche private, e quindi la banca dello Stato accede al denaro e poi con un piccolo differenziale lo dà allo Stato italiano. Quindi noi oggi come Stato italiano stiamo pagando il 5% del denaro, o forse il 4,5%, quando potremmo pagare invece lo 0,25% o poco più in base a una piccola spesa di pratica. Quindi riepilogando, lo Stato crea BOT, BTP e altri titoli di debito, li colloca sul mercato e paga il 5% di interessi. Questi titoli vengono comprati dalle banche private, le quali danno del denaro allo Stato, ma questo stesso denaro è stato ottenuto dalla BCE
pagandolo solo lo 0,25%, quindi con un guadagno netto di 4,75 o forse qualcosa meno. Quindi capite che le banche prendono soldi da una parte, le prestano allo Stato e guadagnano quantità gigantesche di denaro, mentre lo Stato potrebbe semplicemente con una banca propria prendere il denaro allo 0,25%. Ora bisogna sapere che lo Stato italiano ogni anno rinnova centinaia di miliardi di debito pubblico, quindi abbiamo calcolato che questo 5% va a costare 100 miliardi di euro all'anno dei contribuenti, mentre se lo facesse allo 0,25 potrebbe pagare soltanto 10 miliardi di euro con un risparmio di 80-90 miliardi di euro. Quindi facciamo un attimo un riepilogo. Lo Stato italiano paga il denaro preso in prestito sul mercato il 5% annuo di interessi e quindi paga 100 miliardi di euro all'anno, che sono soldi che vanno alle banche private in forma di interessi e i cittadini pagano. Quindi 90 miliardi di euro vengono buttati via perché lo Stato italiano può prendere il denaro in prestito con una banca propria dalla BCE allo 0,25% annuo e nel bilancio dello Stato ci sarebbero 90 miliardi di euro in più all'anno. Con 90 miliardi di euro non ci sarebbe mai stata la crisi e non ci sarebbe oggi. Si potrebbero finanziare le imprese private creando lavoro, dare servizi sociali e non ridurli e fare anche i contributi per la maternità e ovviamente gli asili e quant'altro. Quindi tutta la nostra situazione disastrosa è determinata da questo debito pubblico creato dalle banche. La crisi è stata creata dai partiti per favorire le banche, perché sono le banche che controllano i media. E tutto questo è possibile farlo dal 1993, quando il debito pubblico era di 1.000 miliardi di euro. Quindi i 1.000 miliardi su 2.000 sono stati creati perché lo Stato si è indebitato. Allora, per approfondire visita il mio sito www.palmerini.vet. L'importante è sapere che queste persone non vanno più votate e che anche i nuovi movimenti sono stati da me interpellati. Stiamo organizzando un comitato di liberazione da questa mafia politica bancaria. Iscrivendoti al mio sito potrai rimanere informato. L'importante è che anche tu ti attivi per far sapere alla gente questo scandaloso furto di denaro pubblico che ci ha portato in miseria in 20 anni. Tutti i partiti complici negli ultimi 20 anni.